La pista è lunga 1,8 km di costruzione, l'evento sportivo viene cronometrato in 1,470 km e quindi tutta la gara tra partenza, cronometro e arrivo è 1,650 km. 55-60 secondi di gara, un lampo per chi osserverà i missili umani lanciati sul budello realizzato a tempo di record sul vecchio tracciato dell'Eugenio Monti, che in esclusiva abbiamo percorso metro dopo metro accompagnati da un cicerone d'eccezione, Fabio Saldini, commissario di governo e amministratore delegato di Simico. Saldini, adesso dove stiamo andando? Stiamo andando a vedere l'edificio che sarà della partenza e da dove partirà anche la preomologazione del prossimo 24 marzo. Poi vedremo una parte del guscio, ormai è ultimato, le prime curve sono ultimate, avremo modo di verificare sia il guscio, la qualità del guscio e anche la qualità della falegnameria. E allora andiamo. L'avventura inizia perciò dal punto esatto in cui gli atleti si spingeranno prima di salire sui loro mezzi dotati di pattini sterzanti. La qualità, l'elevata tecnologia si osservano a occhio nudo. Le finiture sono di altissima qualità, sono delle ditte artigiane locali, principalmente locali, che hanno realizzato sia il guscio, che è questa struttura in calcestruzzo che è la parte che verrà ghiacciata, 3 cm di ghiaccio, realizzata dai restauratori, e poi la parte in legno che noi vediamo sono le protezioni, si chiamano deflector, sono in legno di larice e hanno la venatura contrapposta alla direzione del bob proprio per evitare che schegge ed altro entrino agli atleti che la percorrono. È un progetto difficilissimo, però come nota è incredibile perché l'alta ingegneria, l'alta architettura di questa pista poi alla fine trova la sua realizzazione con la qualità degli artigiani, la qualità dei restauratori, cioè si unisce la grande invenzione degli ingegneri con la capacità degli artigiani di mettere a terra l'innovazione. I lavori procedono in linea con il cronoprogramma contro le Cassandre. Non ci sarà l'opzione B di Lake Placid semplicemente perché non servirà. Anche il CIO ha fatto marcia indietro dopo aver constatato che quella di Cortina sarà la pista al mondo più moderna e più veloce, la prima e unica progettata anche per gli atleti disabili. È una pista spettacolare, un cantiere difficilissimo, devo dirle, che neanche io mi aspettavo così difficile, con un gruppo di donne e uomini, prevalentemente donne nella mia società, applicando il Digital Twin e il Building Information Modeling, che siamo riusciti a rivisitare il progetto, ad adeguarlo. Le imprese sono state spettacolari, gli artigiani spettacolari, come ha visto poi dallo sguardo delle persone che lavorano qui dentro, che capisce la determinazione per arrivare fino in fondo. Alla fine di febbraio inizierà la ghiacciatura dei 33 settori, collaudo per parti, per arrivare alla preomologazione il 24 marzo. La pista sarà consegnata il 15 di marzo, ci saranno 10 giorni di test event, qualche giorno di allenamento di chi è presente e poi nella parte rimanente del periodo, quindi fino ad ottobre, faremo tutte le opere complementari, anche quelle ambientali.